Sindaco Zambuto, Muglia è destinato a diventare sempre ex vice sindaco, adesso anche se l'ho annunciato lo farà tra pochi giorni, ex direttore generale della fondazione, accusa l'operato del CDA che non sarebbe in linea con quello che è il suo modo di agire, di organizzare la struttura della fondazione. Come risponde e cosa risponde il sindaco? No, io rispondo all'operato della fondazione che è nata da circa un anno e in un anno è riuscita, in tempi nei quali i teatri in tutta Italia chiudono, è riuscita a mantenere e a realizzare la stagione teatrale, a fare la stagione, quindi oltre che la stagione teatrale anche la stagione lirica, è riuscita ad aprire il teatro ai ragazzi, ai giovani, alle scuole, è riuscita a fare diventare il teatro, la fondazione, un teatro di produzione in un momento in cui, voglio sottolineare, tutti i teatri d'Italia chiudono. Siamo riusciti a fare questo. Su quale punto si è interrotto il rapporto, la sintonia tra il CDA, quindi lei il presidente, e Muglia? Bisognerebbe chiederlo a lui. Per quanto ci riguarda abbiamo sempre agito con grande linearità e soprattutto con grande senso di collegialità. Anche il consigliere Patti rimprovera il fatto che i bilanci non siano ancora arrivati in Consiglio Comunale nonostante le sollecitazioni. Ma questo è un compito dell'organo gestionale, il direttore generale aveva il compito di garantire la trasparenza attraverso il sito internet, attraverso tutti gli atti che doveva rendere pubblici, sono atti meramente gestionali.